la storia dello brigante Giuseppe Mussolino che mi venne raccontata di tanti vecchi calabresi. Ci stava Santo Stefano Aspromonte, Biccior Tardito, svelto e intelligente, ma la sua sorte ci aveva scritto in fronte un avvenire tinto veramente. Sto pecciottello de malo destino si chiamava Giuseppe Mussolino. Un giorno che si trovava lo Peppino con certi amici a passeare in chiano, zoccolo da Mecenzo Malanzino con suo compagno quasi fuori a mano. Peppino allora con buone maniere si mise a mezzo e fece di paceri, ma zoccolo di superbo assai sciarreri sta mossa non la porta sopportare, fin da che si ritira e torna a re. E mano a Mussolino va a chittare, dirvi non ho la mece, prestamente, e per 2 giorni non ha successo niente. Lo padre di Peppino a 2 presenti, una taverna tenia e trava avanti, avendo numerosi li clienti, frequentatori fedeli e costanti, e fonda da taverna giusto appunto, con mise dopo fuori lo confronto. Trasio Peppino e non appena giunto, da taverna s'assettava de canto, si susi Don Mecenzo e senza affronto. Un bicchierino di vino ci offrendando, lo pecciatore rifiuta, risoluto, dicendo tante grazie ho bevuto. E così dicendo salutavo la compagnia e ne uscivo fuori insieme a suo cucino di nuovo filastò. Ma le 2 fratelli zoccoli e un cugnato c'ero dappresso, sentì soffiso assai di 2 rifiuto, l'uomo superbo e attacca briginato affronta a Mussolino un 2 minuti con l'aiuto d'un frate e d'un cugnato, mentre a taglio di Peppe Mussolino filastonino c'era suo cucino. La zuffa fu accanita lo Peppino, tirava pugna e sputava veleno, e a cucci capitava più vicino, cavo certi imbolate senza freno, zoccola di cazzotti in salanisci, tirango te dall'ora lo ferisci. Esce lo sangue alla perdita cresci, che ha bisogno Gesù di garze e fasci. Antonio Filastò si nervosisci, e dallo cuore la raggia ci nasci. Tira la rivoltella e l'aria spara, mentre a sparare ancora si prepara. Scapparo tutti e 3 con bocca amara. Gli nemici di Peppe per paura, ma Mussolino con la voce chiara dissi scappati però stata cura, intanto un da specie di conflitto lo Peppe non perdiò lo so berretto.
Biritto che non si può trovare affatto, ma intanto che fuso la può portare sicuro. Zoccolo una mattina scurufitto, si stava affrescando sul letto, poi ne uscivo fuori e assegno diretto. Intra la stata cavia di rimpetto, ne scilo mula mentre lo mardona, ci spararono due colpi all'indottona. Lo sbagliare a Vincenzo per fortuna e si mise a gridare da mattina. Dintre ne uscì fuori ogni persona a tale voce e a tale sparatina. Vincenzo disse: amici, mi spararono, lo colpo di fucile e poi scapparono. Le viste a tutti e due e lo dico paro, che fila sta con Mussolino faro, presto l'ho fatto, come fa dichiaro. E galera le mani si innamoro, che prova acciaio di pepe lo berretto, a scappano per Dio lo maledetto. Ma non era vero, perché lo berretto Peppino l'ho perduto dalla scera di 2 giornalieri e gli a finire dalle mani di Vincenzo Zoccoli. Perché si fu accusato di un delitto dopo appena 2 giorni lo picciotto? Zoccoli lo denuncia per scritto che ci voleva fare lo cappotto, dicendo mi sparavo scopettati mentre ero in casa dalle matinate. Tale parole furono confermati di tanti testimoni risoluti che culinganno e con la passate. Dissero tante cose mai vedute, e lo berretto come è naturale. Ho portato per prova in tribunale. Così Peppino senza fare male viene arrestato come un uomo vile e processato in modo speciale in mancato omicidio con vocele. Insieme a fila sto soffrendo lontano d'essere condannato a 21 anni. A tale condanna Mussolino disse a Vincenzo Zoccoli: vigliacco, per causa tua mi condannarono 21 anni, ma ricordati che sogno di 21 e se campo ne esce giovane ancora e ti vengi a mangiare lo figoto a Bagnasali. E se tu fossi morto, sfocherò il mio furore sopra la tua schifosa famiglia. Ma lo falso testimone Stefano Zirilli, con una risata di smacco, ci rispose: a come ora spurpi di ste 21 ossa. Mentre che se lo stavano portando, Peppi di Raggia era porasenno, lo avevano l'amici salutando e i parenti magari chiangenno, ma Peppi disse: picchi mi chiangiti, morto non sogno ogni giorno mi vedete. Passavo le prime giorni lacrimando, dentro una cella ci partia lo senno, ci aumentava la raggiera l'affanno
e la testa alle mura e sbattendo, gridando traditori, delinquenti, avete condannato un innocente. Si calma a poco finalmente, pensando la venita andare dei ponti, e mano a mano un talo cuore senti un odio tale che non ha confronti. Zoccole, Crea, Zirilli ed Agostino sono condannati a morte di Peppino, e quello cuore unghiato lo picciotto spesso cantava. Ti già segnato lume, reo destino, dichiarano lo falsa donato, e dica ma accusaro l'assassino, e dile poi a di sta vita sono, ma giuro per me madre si cambia nel suo pazzo una veneta, una sera scura nulla di fitta, sentì un canto alla parte di sotto, un canto dolce di una voce afflitta. La parlava baccaglio in gutta in gutta, per dire ciao amici, cazzarati, le mura sono vacanti scappate. Mussolino, sentendo giocando, disse all'altra cazzarata: amici, chi sei un'ambasciata mannata della malavita, per farne capire che facendo un buco in tale muro un vacanti potremo scappare. Si misero di buona volontà da due stanzone 4 detenuti, finché trovarono la località di mura che non furono rinchiusi, e da così per mezzo del rampino comincia a fare buco Mussolino, e razza notte fonna e lo peppino. Stanchi le braccia via, stanchi la mano, stanchi l'amici che ci aveva vicino, senza portare avanti lo piano. Non potto da notte io scavare, in grosso un taglio sapore a fermare. Deluso allora si era a corcare le cazzarate in tarde tardore, mentre Peppino si mise a pregare coffee ardendo allo nostro Signore. Dopo che recitavo la sua preghiera, vestuto si corcava così com'era, come se fosse viva e fosse vera. S'insonna l'alma di sua madre allora, disse: figlio mio di sta galera, ne sicuro e non avere paura, richiede e torna a sca, guarì lo muro, da di poco tu scappa sicuro. A tale sonno Mussolino si risvegliava di botto dicendo: anima benedetta di mia madre, fosse vero che s'abberasse lo sonno. E con voci sottili e l'occhio lacrimosi raccontava lo sonno alle compagni, e senza perdere tempo ricopigliare a scavare lo muro. Difatti si spostava d'un taglio d'oro,
da tutte con gran forza la montano. E approfittando di lo fetto scuro, fora libere e salve si trovarono. Su raggi fila sto un saracino e lo vecchiotto Peppe Mussolino. Avevano attaccato 4 lenzuola a gruppo dalle ferre di una branda e ad uno di Lucazzeri toccaro terra senza essere veduti. Dopo 3 giorni di malo cammino, di aspro monte non sono lontano. Peppino li saluta a cuore pieno, Vasanni le zingenne c'è la mano. E dalla notte con passi di gisi si dirige un pillo so paese. Appena arrivavo in casa, lo padre, lo frate, la sorella e la zia arrestarono come tanti scimuniti guardando a Peppino. Dopo che si abbraczarono, Mussolino raccontava le sue avventure, con parole toccanti assai precisi alla famiglia raccontare cose, tutte le soffrimenti di Demisi, lo chianto fatto e tante altre cose, dicendo infine, la vennetta mia sarà la chiucciamenni che ci sia, i poleta sosoro cosa zia. Ci rispondero no, Peppino gioia, non fare che so Vergine Maria, t'hanno nato per fare lo boia. Ma Pippi non andisi virtimenti e ne consigli di le sue parenti. E si partiu di casa prestamente verso Boscusi e Solarini Monti e da Plata arrivavo precisamente allo scopo di fare le conti. Con creia che si trovava proprio a gioco per tagliare lo bosco da loco. Era di notte, si vedeva poco e Peppino scanciava lo sonno mio con un'ombra vitti e presto fece fuoco. E la vittima grida e casca a picco. Stefano Crea dormeva da che giura e per scancio morivo la sua signora. Però lo sparo si risviglia all'ura e insieme a lui Arzune ne esce fuori, a Mussolino li vidi e con premura. Ci spara quattro colpi e para ancora. Poi tenni in terra stinnicchiati, le crette morte per l'eternità. Per sua fortuna non furono ammazzati, ma gravemente tutti ruperuti, e per parti e per altri contrati, con coraggio ancora e senza risaluti, deciso di portare a compimento chi che aveva dallo sentimento. Un giorno camminando sempre attento, di San Rubetto un tale bosco appunto, vista a 200 metri sottavento pecore pasqualare in tanto punto. Io lo pastore Melo d'Agostino, con altri compagni da vicino, quando Carmelo vista a Mussolino, un pazzo si fece come un veleno, nico arrugnato, come un botticino. E lo freddo ci venne niente meno. Ma siccome era
una spia di misteri, vicintanente lo malo pensieri. M'andava a chiamare alle carabinieri, con sapati e saprati traditori, e incontra a Mussolino volentieri con frasi duci e parole d'amore, dicendo: Don Peppino, vi saluto, siete in mezzo di noi lo benvenuto, se non avete bisogno d'aiuto, parlate che sarete accontentato, e chissà appunto io sogno venuto, che sono 3 giorni che non ho mangiato, mannata le arzone per pigliare qualche cosa di buono di mangiare. D'Agostino lo osa accontentare, per fare sfoggi dello so bongori, ma appena solo possono arrestare Mussolino ci disse: ora amore, che posti testimoni falsi e vili, gli aiuti mi ha fatto tanta bile, io lo conosco da falso stili, le tomacagne e li pensare male, e non la pizzo un corpo di fucile, che la mortite d'ogni compagnale. Tu sei dicendo col prefetto, con lo pugnale ci scassavo lo petto. S'arricogliero intanto lo cospetto di Peppe, patria e frate dello morto, e lì arzoni ne quale concetto. Con pane, vino, toma e frutte d'orto. Ma Mussolino disse tutte quante come la morte si facesse avanti. E così dicendo puntavo lo suo fucile verso le 4 pecorare, che sotto lo tiro dello brigante restarono fermi come tante statue. Poi Peppe con le passi di giganti lasciava il luogo immediatamente, perché non era un giovane ignorante e si guardava di le tradimenti. Appena con nemico s'ammazzava, non saccio quando mi s'arrassava. Passati li 3 mesi lo brigante, con lo pensiero fisso dalla mente, distorgere voleva sulle stande, zocculi la sua casa e li parenti, e una nottata senza caniti, la casa ci menava con dinamiti. Ma non ci furono morti e né feriti, perché le mine non furono addossati, e a Mussolino ci arrestavo la siti delle pennetti li più spiatati. Di tanto in poi passarono 2 mesi che a parlare di Peppe non sentisi, dentro la testa dentro calabresi. Nanzi ci cancellavano le cose che ricordava le fatti precise, e con l'era mannare l'uose, tra chi si c'era messo allo taglione, Cirilli che ci fece l'umpamone. Cirilli fu uno di chi
che dopo della condanna ci aveva detto a comora spurpite ste 21 ossa. Un giorno lungo un saunto lussaduni e ci gridavo e che non mangia pane, l'ossa me le sporpai come un leone. E ora aiuta ammazzo come un cane. Così dicendo con una scopettata, lui è in terra a mezzo di lasciata. Ma la cattuccia non era addosata e leggera ci fece una ferita. Peppe lo gritte morto da giornata, perciò Zirilli si scansava la vita. Quando lo sappe l'ubricante dissi, un'altra volta ci faccio lo bissi. Va mantenere tutte le promessi e va sparando come un ente fossi. Agli nemici suoi e mezzo chissi, a tanti ci a sto tavola tussi. Un certo Don Pasquale fu ammazzato e Stefano Romeo venne sciancato. Ma lo pensiero suo era passato. A gioco l'innemico troppo astuto. Da un lato correva annauciolato, sperando di scansare lo tabuto. E a me le dondadura si trovava, un carbonelligna commerciava. Musolino ammucciato l'aspettava, dallo statune quando che veniva, ma invece di due sopra ti spuntava, che con domulo allo paeseva. Peppino lo chiamava zoccolo caro, un nega vai coste mulapparo. Allo paese, sogno carbonaro, e voi caco che ci porta in giro, aspettate 8 frate me ci sparo. Ma mentre che non spunta ti ammiro, e senza dire più mezza parola, si tira un corpo di pistola. A scavo morto lo giovane Carbonaro e Mussolino disse io lo vado una trompamone, ma ci avesse provato più piaceri ammazzando a sopra di Vicenzo. Vicenzo a tale fatti si sconsola perché pensa che fa una fine mala, se desidera l'ali quando vola e chiani e scinni chiossai di una scala per sbrigarsi tanti documenti e partire in America andanente. Lo passaporto lo fece contenti e ancora si leva un poco di scandi, salutava Mocciuna le parenti e partì insieme alla voce migranti verso lo continente americano e lo nemico so tanto lontano. Intanto Mussolino a mano di Sant'Alessio si fa più vicino, cerca Vincenzo ma lo cerca in vano, cada così dice se lo destino, invece la guardia chi riguavstavo dal locale Samanello chiamavo a Davuci tremenne si fermavo, ma la vista di Peppe s'atterrio
e che in dato momento ricordavo canta l'arresto di non intervenevo Mussolino ci disse capitasti ora tu sconti quando mi arrestasti chi ricopiniscine di dembrasti perdona di malnau cu frasetisti ma Peppe ci rispose mi spodasti quando attaccato vetto mi vedesti ora da te coi uomo pallaci come attaccasti a me e siamo pace infatti d'attaccarlo fu capace alunni mi contamperi di noce una corda ci passa un dalo torace e lo sentivo come a Cristo in croce dopo che calma lo voce le para e a sangue freddo ci sputa e ci spara Isso era Peppino Mussolino sanguinario e tremendo con i suoi nemici ma non era capace di scippare manco un biro quando era costretto di scippare qualche frutto dallo zucco dell'albero ci lasciava le sordi in pagamento e lo sonno scritto lo governo ci manna centenara carabinieri andate lo callura ma Mussolino di chiusare para e scansa notte e giorno la cattura però se c'è pazza onda dall'Estato che gravamente ne viene ammalato e durante sto tempo pocorato anzi la parpiglia lo bandito l'amante so che c'era sempre al lato e la durava l'amore infinito Rocco sopra di pole da sosoro a Luca pizzo so sempre c'è fuori per pagare saluti non c'è oro e a Mussolino non ci passa vero che stesse buone se lo restauro da ritornare forte battagliero una sera sa do femmina da spromonde no mengaroso ci venne di fronte faceva troppo scuro andare ponte e Peppe si sbagliava un tardi momento non sape fare buone le seconde e a dopo ci sparavo decisamente con lo fucile e poi con la pistola credendo che era Raffaele Viola. Invece era Francisco Sinacropi, falegname di Santo Stefano, e fortunatamente che ferivo e non ammazzavo. E Luca Russo era Andrea Zappalà, cucino di Mussolino, ma Peppe se ne pente e si sconsola, e dentro all'occhio lo canto ci cala, della bocca ci manca la parola. Per l'azione che aveva fatto male. Gatto caro, succidissi Peppino, sbagliaste come naste un assassino. Quando di Luca Ruto fu vicino,
radduno chiavo e domannao perdono e poi si lombonivo a meschino senza farina accorgere a nessuno che lo portavo in casa non compare allo scopo di farlo medicare. Un certo agnellone si osava andare dalla caserma di carabinieri, aveva il coraggio di arrestare a Peppe Musolino volentieri. Lo sappio lubricante e si propone di darci una buona lezione. A Roccaforte incontra l'agnellone che con fucile all'incontro ci viene, ma mentre che a sparare si dispone. Peppino lo disarma e lo trattiene dicendomi redassimi d'ammazzo ma se patire figlia non lo faccio. Lo fucile si scrocca di l'urazzo piglia la mira come ravvezzo e dopo spara all'anche di tropazzo che sciangato cascavo tutto d'un pezzo per piccinissimo uomo sventorato che su te tocca picchi davantato. Poi Musolino lasciavo ferito e partì per altri contrati sperando di risparmiare sangue dei carabinieri. Mentre Peppe correva a un altro lato, visto i carabinieri indaddosito, ma per non fare male che ha pensato, sto caramanca con lo passo ardito e se ne trase dentro un commento, vestennesi da frate in da momento. Dopo ritorna con lo passo lento e l'occhio in terra che pareva un santo mentre diceva andà lo sentimento carabinieri vi passo d'accanto e nessuno di voi che sospettati da Mussolini è vestito di frati arredo un muro c'erano appostati quattro carabinieri forti arditi ma Mussolino con passa affrettati ci passa accanto sotto a dei vestiti che passano a che dice Dio mi pescanza di male nemici. Antonio Princico, Francesco Marti di Mussolini segnarono la sorte e con le stuzie e con le hanno sparte una sera fuori a le sopporti portandoci mangiare e vino con le gioca ammostorato. Peppino era la tunna affamato dentro una grutta stanco ed avveluto insieme a Rocco Parpiglia accoppiato che di qualcuno aspettava un aiuto e inconciata mancioia come si dice ci spuntarono di già le quattro amici Francesco Marta Peppe Noce dice mangia, bevi e poi dormi in santa pace.
noi in guardia stiamo alle nemici, perché siamo sinceri, assai capaci. Ora ne appostiamo qualche lato, se c'è cosa ne sarà svegliato. Però Peppino è stato abbasato, che da amici pozzavano in segreto, perciò non ne toccavo tutto stufato, bense la fame non ci dassi quieto. Principe di San Marco, ritorna, noi li carabinieri lo chiamiamo, sicuro mentre dorme lo acchiappiamo, che se addormisce non vi dico come, lo più passa che accettiamo, e sveglio non c'è sta lo galantiamo, ma le conte sbagliarono le spioni, a Mussolino non era un cafone, principe con 7 sfere lo famone. A mezzanotte ritornavo Gianni, ma Peppe sveglio miso da nagnone. D'ingodo ci sparavo peggio lungani, insieme a Rocco staccava a fuoco, fu le carabinieri in dato loco. E sparando a poco s'allontanarono di ogni son nemico, ma scappare di notte non agnaco. Da di montagne storro sappico, perciò insieme a Parpiglia da Bagliaro, stanche e battute in pine si corcaro. Peppino e lo suo compagno Rocco non dormevano spensierati, perché non volevano fare la fine delle fissa, ma manco per dura riposaro, perché lo sonno so era leggero, e le domici già si risbigliaro, di solo un piratozzo e si sero, era un carabinieri che passava e verso lo pagliaro s'avviava. Quando de Mussolino s'adunava, di sparare già allora fece prova, ma lo brigante che già allerta stava, ci desi la sotinta malanova. Tenente lo pocele, mano a ferra, ci spara è morto lui e tauda in terra. Da allora in poi s'accaniva la guerra, su guai per lo brigante si sgarra. La taglia aumenta e aumenta la scerra, per quando ognuno da somma incapara. Che solo da così si può arricchire, si tratta di 50.000 lire. Peppino pace che una botta avere, da tante lo volevano acchiappare, che una nottata per dispiacere, si mise corra ancora a smaniare. Perché Parpiglia lo compagna amato, per brutta sorte ne venne arrestato, ma solo un arrestato l'ho ricercato, che ad ogni parte riceveva aiuto. Con bella fedeltà viene informato di ciò che succedeva e favoroso,
Stefano De Lorenzo e Gianniati, ci fuori accanto sempre affezionati. E fuori di che può dimostrare la sua benevolenza, tesoro a fuoco una casa dello padre di Vincenzo Zoccoli e ferire a corpo di pugnali l'ex sindaco di Santo Stefano Francisco Fava, brigante poeta diventati, fuori d'aiuto a Peppe tante volte, non scoprero per fatele dati, a Ciccio Martin da luoghi remoti. E dissero Peppino guarda, la spiala più meschina e più riparda. Lo brigante da vista non s'attarda, perché la grutta di Mancia ricorda. Martedì di fare un passo non s'azzarda, come se fosse il zitto di una corda, e Mussolino lo piglia di mira, e brucia per un corpo ce ne tira. Marte cascavo ferito a ginocchione, domandando perdono a Mussolino. Ma lo brigante ci rispose: ricordati dello stopato alloppiato che mi portaste dentro la grutta Mancioia, che ti feruto bianco come c'era. Domandando perdono a bocca amara, ma lo brigante pigliato dell'era, n'a avuto corpo subito ci spara, senza capote l'uomo traditore, raccomandare l'alma allo Signore. Ma Mussolino sempre con furore, ancora si volesse vindicare, e a Stefano Zirilli in tutte l'ore. Pensa a storia come l'ammazzare, ognuno a Santo Stefano s'accosta, che dal locale adatto si va apposta. Dopo manco d'ore di da sosta, all'nemico finalmente ha vista, ci tira un corpo e ci rompe una costa. E n'altra ancora che un braccio ci pistra. Cadi Zirilli manda Luca Scari, pure dove lo tempo di sparare. E Gianniati che era da magari, ciappalo petto feriti leggeri, Mussolino non bascia sta a pensare, che li venite solo a fatti interi, di gioia lo so ancora sosperato, credendo che Zirilla va ammazzato. A centenare i carabinieri, a Mussolino devono a cercare, facendo arresti in massa volentieri,
già l'abitante senza mai stancare, e da resta divino non da mezzo, Giovanni a te puro de Lorenzo, a Mussolino ci parte allo senso, ma solo ormai restava senza scanso, lo circolo scendeva dallo mezzo, per pigliarla alla fine manso manso, e in tasto mentre chiusi per foro, che resterà di pole da sosoro. A cui ci dava ricette e ristoro, a cui l'appoggio ci aveva dato paro, amici che valevano un tesoro. La sua amicizia cara la pagaro, perché vennero tutti impressionati, come si fa con i pregiudicati. Lubricanti con visti che tanti innocenti venivano arrestati per causa sua, pensavo di canciare il territorio, Peppino allora l'assa dei contrati. Cadi di lite e sangue per l'inghioti, e per Monte Pedrosi e per Baggiati. Parti un pavo ce l'ho che sconosciuti, che andalo territorio d'acqua lagna, un giorno si trova un danna campagna, e caccia per ragione mi salagna, perché la sotto soccia fu macigna, e lo destino chiunna l'accompagna mentre vogliano a mezzo di vigna. Manco a 100 metri di distanza vidi in carabinieri che s'avanza. Giuseppe presto cercami lo scansa, e con maniera di scappare pensa, corri e chi tu darreri se ci allanza. Occhio sveltezza e occhio violenza, mentre lo so compagno l'ha puntato, vorrei magari verso l'idolato. Però i militi non sapevano che chi era lo brigante Mussolino, perché se non andando presto l'ha visto affrontato da così, Peppino come un toro scatenato. Pur risalta si ripia se dona aiuto, ma incontra un filo di ferro spenato, e cade in terra mezzo un salanoto, lo merite d'incontro se c'etta, tenendo fitto a ridru e la scoperta. Mussolino cercava di svincolarsi, ma presto si visse afferrato d'un altro. L'ha puntato poi in tutta fretta, e l'attaccarono a vennolo di sotto, ma non giudili due però sospetta. L'ha arrestato quando c'è brutta, Mussolino ci disse da arrestanti, avete fatto un arresto importante. Ma non ci disse chi era. L'appuntato e lo carabinieri si guardarono dall'occhio e si misero a ridere, pensando che Mussolino, per dare importanza, aveva detto una smapera. Ne venne processato lo brigante all'assisi di Lucca Temponente, e condannata alla pena infamante di Lucarci a vita finalmente.
e pedicolo io decide spone stare 10 anni in segregazione. Mussolino accettava con calma la condanna, ma ogni tanto ricordandolo s'arresto diceva che lo filo, mannaia che lo filo. Ma se l'uomo propone Dio ti spone, e a Mussolino scarzarato bene, per la connotta so e le mode buone. Dopo 48 anni di bene, vecchio malato quasi orbe pazzo, non più un brigante vero mambo pazzo. Mentre era all'ospedale, un infermiere lo spotteva dicendoci: tu sul brigante Mussolino, porcaria di cristiano, e ci danno manate in testa. Ma un giorno ci vinna a tiro lo briganti e con vero pezzotto zaccati ci scassava la panza gridando: io sempre Giuseppe Mussolino sogno. Morì dopo 4 anni, poverazzo, d'inciato un manicomio scordatezzo, e sistemato sopra un matarazzo, senza manco un'ora lo capezzo, ma lo amore Peppe Mussolino, che è ricordato di ogni